Ciao a tutti amici di Matto Scacco, oggi siamo qui con un altro ospite d'onore, stiamo parlando del maestro Fide Valerio Carnicelli che è qui, che ci dedica il suo tempo prezioso per rispondere ad alcune delle nostre domande. Ciao Valerio. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te, grazie a te. Come sai, Matto Scacco è una community di appassionati che hanno fame di imparare e parlo a nome di tutti facendoti, diciamo, le solite domande che si fanno ai maestri. Come si fa a raggiungere un livello così alto? Qual è stata la tua esperienza? Allora, comincio a dire che io ho cominciato da molto piccolo, quindi gioco da più o meno 15 anni. Ho iniziato a muovere i pezzi più o meno a 4 anni, perché mio padre giocava a scacchi a livello amatoriale e quindi mi ha insegnato a muovere i pezzi. Me l'ha spiegato così, ha detto: a te probabilmente piacciono i giochi di guerra, vieni, ti insegno questo. E quindi è nata un po' così. E poi ho cominciato a giocare, sì, semilampi, tornei amichevoli di allenamento e andando avanti, sì, ho avuto degli allenatori, ma ho giocato ai campionati italiani e così, con l'esperienza, più o meno si riesce ad avere dei risultati anche abbastanza o relativamente importanti. Certo, e quindi presumo che il tuo sia stato un amore senza esitazione, cioè da quando poi hai imparato a giocare hai sempre giocato? Sì, 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 certo, mi piaceva tantissimo già fin da piccolo, poi sì, andando avanti diventa sempre più divertente, insomma, ovviamente È anche più difficile. sì, quando migliori chiaramente diventa più piacevole il gioco, no? Certo, certo. Posso chiederti, Valerio, se riesci per caso a abbassare un po' la webcam perché ti vedo un po', se riesci di poco poco. Ecco, Eh, così perfetto. Ok, quindi va bene. E qual è stato per te il gradino più difficile da raggiungere? C'è stato un punteggio di stallo dove ti sei fermato per un po' di sì, tempo? guarda, diversi in realtà, tra 1990 e 1999 No! e poi tra lo stesso tra 2100 e 2199. E, sì, più o meno al passaggio di categoria, sempre un po' il momento più difficile. Perché poi immagino che ovviamente guadagnare 100 punti quando sei magari vicino ai 2000 non è come guadagnare 100 punti quando sei a punteggio dello 1000, Sì, no? sì, sì. Andando 1000-1100. avanti diventa sempre più difficile guadagnare tanti punti, sì, chiaramente. Eh sì, sì, perché poi se non erro, voi maestri avete anche un K diverso rispetto agli altri all'interno dei tornei per l'equazione dell'Elo. Ah, no, quello andando molto più avanti, quando diventi maestro internazionale, al Ah, 2004 passi al K10, no, io ho ancora il K20. ah, ok, 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 che ti permette di vincere e perdere poco Sì, quando... ma ho io capito. ancora non ce l'ho, fortunatamente sì. Fortunatamente, se no non ti muovi più. Sì, esatto. Tu pensa, avevo fatto un torneo dopo parecchi anni di inattività, ma tanti, 10 anni, e non ho mai toccato più la scacchiera per 10 anni. Vado a fare questo torneo convinto di essere quello di 10 anni fa e ho perso tipo 130 punti perché avevo il K40. Ah, sì, beh. Quella è una importante novità, sì, di 6 anni fa, mi pare. Sì, 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 sì. Comunque, chiusa parentesi. Bene, e fra le varie cose che hai dovuto studiare, qual è stata secondo te la più significativa per il tuo miglioramento? Guarda, io da piccolo studiavo con mio padre e direi sfortunatamente abbiamo intrapreso questa strada di studiare quasi esclusivamente le aperture, che credo sia decisamente sbagliata. E perché, ad esempio, basta leggere tanti libri dove spiegano che la scuola russa parte sempre dai finali, perché con i finali impari dei pattern che mantieni nella testa più o meno per tutta la vita, e quello penso sia decisivo, avere dei pattern in testa. Credo infatti che la differenza principale tra noi e i giocatori di altissimo livello, top level, sia proprio avere in testa un numero altissimo di posizioni in più. Quindi basta vedere la scacchiera e la posizione la riconoscono per analogie. E questo è un po' il concetto
pattern e analogia, e per questo infatti è importantissimo conoscere tanti tipi diversi di posizione, e studiare più aperture in questo campo invece è utile, ma invece iterando sempre le stesse, sì, diventi esperto di alcune cose, ma è abbastanza limitato il campo. Certo. E a proposito di aperture, secondo te ci sono delle aperture che si addicono più ai principianti e delle aperture che si addicono più ai giocatori di alto livello, oppure sono, diciamo, universali? Ma guarda, più o meno universali, sì. Quando ero molto piccolo, a 8 anni, una volta ho fatto l'Europeo Under 10 e c'era Alexi Ortega che era l'accompagnatore, lui diceva che per i bambini molto piccoli appunto è più utile aprire con E4 di bianco piuttosto che giocare ad esempio il colle o cose del genere. Però che penso siano opinioni, non credo. Quindi, cavoli, già a 8 anni eri a fare tornei importanti. Sì, 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 perché avevo vinto il campionato italiano Under 8, quindi mi ero qualificato all'Europeo. Ma così, giusto per curiosità, a che punteggio eri a 8 anni? E io ho preso il FIDE molto da piccolo, quindi a 8 anni ero seconda nazionale, 1660. Però quello non è tanto un merito, dipende da quanti tornei giochi, perché all'epoca si prendevano le tranche FIDE. Certo. Io ho preso le tranche da giovane e sono entrato con un punteggio abbastanza basso. Sì. Cioè relativamente basso, insomma, rispetto all'età era abbastanza alto, però rispetto a con quanto Certo. sarebbe potuto entrare era abbastanza basso. Capito. E secondo te se un giocatore vuole migliorare, quale percorso dovrebbe seguire? Quante ore dovrebbe studiare? Anche qui si apre una grande parentesi sul fatto di giocare a scacchi e studiare gli scacchi. Tu personalmente quanto studi e cosa consiglieresti di fare a chi vuole migliorare? Sì, questo è un tema molto difficile, perché comunque io considero gli scacchi molto vicini alla matematica, e come nella matematica, se studi soltanto e non applichi quello che studi, non capisci se stai migliorando. E d'altra Mm. parte, se studi ma non conosci la teoria, non sai veramente se conosci il concetto o se sai soltanto metterlo in pratica. Quindi sì, ci vuole un connubio ben proporzionato. Da giovani o comunque da principianti di solito giocare dovrebbe essere più importante in linea generale, poi salendo di livello chiaramente lo studio deve salire. Questa linea di massima poi non c'è proprio una regola specifica, no? A seconda dell'elo, diciamo. Certo, certo. E a livello proprio di ore, quante ore sarebbe bene passare per vedere poi un miglioramento? Beh, questo dipende molto dal tempo di apprendimento, insomma, in quanto tempo immagazzini una cosa, insomma. C'è chi è più veloce, c'è chi è più lento, no? Però, ad esempio, se prendiamo il top level, credo che siamo tutti sopra le 7-8 ore al giorno. Quindi, facendo una proporzione, più o meno nel 2005 saremo intorno alle 3-4 e scendendo. Ok, 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 mamma mia. È proprio una materia gli scacchi, cioè devono essere studiati. C'è un po' il mito che la persona più intelligente vince a scacchi. Forse in realtà l'intelligenza è la cosa che conta meno in assoluto, no? Sì, beh, è un tipo diverso di intelligenza, ci sono tanti tipi di intelligenza. Cioè, Quindi, no. l'intuito, l'esperienza di gioco, quante partite hai giocato, sicuramente Sì, sì. fa la differenza. Allenamento, insomma. Allenamento. Secondo te, i pedoni che sono sempre, diciamo, i più maltrattati nei manuali di scacchi, sono quelli che valgono meno, eccetera, eccetera, che importanza dai ai pedoni quando giochi e alle strutture pedonali, eccetera, eccetera? Allora, mi pare che Philidor avesse detto che i pedoni sono l'anima degli scacchi, e chiaramente perché la struttura pedonale indirizza un po' e condiziona tutto il resto della posizione del sulla scacchiera. Quindi è ovvio che i pedoni vanno trattati molto bene, chiaramente bisogna saperci giocare. Però sì, questo in effetti è un aspetto che viene molto sottovalutato, specialmente da piccoli, in un certo senso, o comunque da principianti. Invece il mio vecchio allenatore diceva appunto che i pedoni sono i pezzi più importanti, e partendo da questo punto chiaramente uno li muove con più soggezione, insomma, quindi sta più attento. È vero, è vero.
E toglimi una curiosità, anche sempre nei manuali leggiamo cose diverse, che l'alfiere vale più del cavallo, che due pezzi valgono più della torre, in altre leggi che la torre vale più. Qual è il tuo schema di riferimento quando giochi? Ovvio, poi bisogna catapultarsi nelle singole posizioni, ma normalmente. Sì, secondo me l'alfiere vale leggermente più del cavallo, ma sì, appunto come hai detto tu, basta guardare la posizione per capirlo a livello pratico. Sì, fare dei paragoni in generale è molto difficile. Anche i due pezzi rispetto alla torre, ci sono tanti altri fattori che bisognerebbe vedere proprio sulla scacchiera al momento. Certo, noto la grande differenza e a proposito di cambi, no? Magari i grandi giocatori cambiano tranquillamente una donna per un attore e un alfiere, no? Sì, E poi si ritrovano anche a vincere quel tipo di partita. Quando lo fa un giocatore, diciamo, principiante, è la fine. E mi rendo proprio conto di come i grandi giocatori riescono a coordinare perfettamente i propri pezzi. sì, Eh, in che, capire. in che modo si può trovare questa armonia all'interno dei propri pezzi, studiando meglio l'apertura, studiando meglio il mediogioco, capendo la strategia, in che modo? Ma credo che quello venga molto con lo sviluppo dell'intuito. Giocando tante partite di alto livello, comunque stando sempre a contatto con gli scacchi, delle mosse a loro vengono proprio automatiche. Quindi se vedono una posizione sanno già qual è il piano, qual è la mossa migliore anche ad intuito, anche soltanto guardando la Sì, scacchiera. sì. Questo però deriva da tanti anni di lavoro, quindi è chiaro che non è un miglioramento che fai in un anno o anche in più tempo, sono tantissime ore di lavoro anche su una singola posizione. Ad esempio Ivanchuk diceva che per capire una posizione devi passarci 100 ore, soltanto su una singola posizione, quindi analizzarla, giocarci, sono troppe cose. È vero, è vero. Mamma mia. E volevo chiederti una cosa proprio su questo che stavamo dicendo, dell'analisi. Vabbè, mi verrà in mente. Per quanto riguarda gli esercizi di tattica, al tuo livello, ne fai ancora? Ne hai fatti già abbastanza? È Ne la fai maggior ancora? parte delle cose, sì, è la parte principale del mio allenamento. Sì, ci sono diversi siti utili, ad esempio ChessTempo, ChessCom, sono quelli che utilizzo io, ad esempio. E le battaglie di problemi le fai su Chess.com? Sì, sì, ogni tanto sì, specialmente Puzzle Rush singolo, Esatto, esatto. però sì, anche qualche battaglia, sì, se capita. Interessante. E invece a questo scopo usi libri, usi dei libri per la tattica o ti affidi No, essenzialmente a libri un. meno perché appunto ci sono tanti diversi siti buoni. Beh, però i libri ad esempio sono più utili secondo me per studiare le partite perché ci sono i commenti dell'autore e anche per comunque analizzare temi strategici o tante altre cose. Sì. Certo. E quando studi una partita, non so, c'è il libro con la serie di mosse, la partita poi la guardi su una scacchiera di analisi online o ti metti tu a mano su una scacchiera reale? E in genere preferisco il chess base perché almeno la partita posso salvarla e posso riguardarla più velocemente. Però sì, anche la scacchiera a mano è utilissima, chiaramente. Eh sì, e nella scacchiera a mano, poi quando ci sono miriadi di varianti, perché come ti dice, ah, qui poteva andare così così, e Sì, quindi quello ci lì. sono altre 9-10 mosse di varianti, e poi il problema per il principiante è ricordarsi com'era la posizione prima, poi per continuare a vedere la partita. Quindi hai qualche consiglio per chi studia in questo modo? Sì, allora, per questo appunto è proprio ottimo il chess base, perché puoi andare avanti e indietro come vuoi, le varianti puoi inserirle tutte e puoi rivederle quando vuoi. Mentre se usi la scacchiera, sì, devi avere buona memoria, che comunque anche questa si sviluppa andando avanti con il livello, insomma, quindi andando avanti la posizione te la ricordi molto più facilmente. Sì, anche quando ero piccolo appunto avevo questo problema, ogni volta dovevo tornare indietro e mettere tutti i pezzi a posto, anche studiando le aperture, quindi Domanda da $1 milione. Sei pronto? vai. Anzi, scusa se magari ti sembrerà banale, ma tu sei in grado di giocare una partita interamente bendato dall'inizio alla fine? Contro un giocatore, ovviamente, di seconda nazionale, terza nazionale, prima nazionale. Credo di no, onestamente. E questo dovrebbe essere abbastanza grave. Addirittura? Sì, sì, perché conosco una persona che riesce a farlo del mio livello più o meno, che riesce a farlo anche con 3-4 scacchieri. Mamma mia, se siamo già a quei livelli lì. Sì, sì.
Però sì, io mi sono sempre allenato poco in queste cose, anche questo dovrebbe svilupparsi molto con l'allenamento e con l'esperienza. Questo serve a potenziare il calcolo? Aiuta sicuramente, anche perché per un motivo molto banale, insomma, se giochi la partita e ti alzi perché devi andare in bagno, la posizione puoi ancora visualizzarla, quindi puoi guadagnare tempo, insomma, comunque poi... È vero. Sì, a livello pratico, No, no, anche, però anche a livello proprio teorico, insomma, è utile avere sempre la posizione in testa insomma, e poterci ragionare. certo. E parlando di grandi giocatori, la domanda che mi fanno spesso è: ma se io sono un principiante, ha senso che mi guardo le partite dei 2006-2007 che ci capisco poco e nulla, però sono sicuro che sono mosse buone? Oppure mi conviene scendere di livello, non so, guardare le partite dei 2008, 2009, 2000, capisco qualcosa in più, però allo stesso tempo rischio anche di imparare delle cose sbagliate. Cosa E consiglieresti? penso che un termine medio sia perfetto, quindi studiare le partite di gente molto forte commentata da persone che capiscono anche il tuo livello. Penso che questo sia proprio il top. Quindi in questo caso i libri sono fantastici, perché l'autore la maggior parte delle volte le linee le riporta in generale, sono utili per tutti i livelli. Però le partite chiaramente sono corrette e sono di altissimo livello. Certo. E tu Valerio hai un giocatore di riferimento? Sicuramente avrai un tuo giocatore preferito, ma da cui prendi spunto? Mi piacciono tanti, Shirov, Carlsen, sì, Caruana. Dei top, sì, dei top attuali quasi tutti, sì. Dei vecchi, Tal, chiaramente, Fischer. Kasparov, però non ho un giocatore preferito, non credo di averlo. Chi è secondo te il più forte che sia mai esistito? Ah, questa è una domanda molto difficile perché appunto bisognerebbe togliere le conoscenze agli attuali oppure aggiungerle a quelli vecchi, quindi sì, è una domanda che lascia, la questione lascia un po' il tempo che trova, insomma, no? Quindi è difficile fare dei paragoni, però ad occhio e croce direi sì che Fischer comunque lottava contro tutta l'Unione Sovietica, quindi dovrà avere dei meriti per averli battuti tutti. Chiaro. E per quanto riguarda la preparazione al torneo, no? Sì. Suppongo che oltre a una preparazione, che apertura faccio, che apertura fa il mio avversario, c'è anche un tipo di preparazione anche magari psicologica, nel Assolutamente. senso, non so, se la partita dura 3 ore, mi devo portare delle caramelline zuccherate, non so, ci sono tutti questi trucchi, ce ne puoi spiegare qualcuno? Assolutamente. Tra l'altro io commetto sempre lo stesso errore e ad esempio quando vado in posizione vinta tendo ad accelerare tantissimo e questo è gravissimo. Ho perso tantissimi punti. L'ultimo punto l'ho perso in un torneo che ho finito recentemente. Quindi Cavoli. ho perso un punto intero così. E questo appunto è un consiglio che do a tutti, di rallentare quando la posizione è vinta e bisogna fare le mosse precise, insomma. Nel senso che abbassi le difese. Sì, che per la foga di vincere il più presto possibile, perché so che la posizione è vinta, accelero e puntualmente dimentico di controllare delle varianti Sì. dell'avversario. E questo è molto importante. Hai qualche altra chicca? Se mi vengono in mente, sì, te le dirò durante. Ok, ok, ok. Vediamo altre domande perché ci sono veramente tantissime, molte di queste che hai sentito te ne avranno già fatte. Quindi, libri che ti hanno fatto svoltare. Consiglio il manuale dei finali di Doreschi, che penso sia uno dei migliori al mondo. Proprio perché ti ho detto, secondo me i finali sono fondamentali perché ti aiutano a sviluppare dei pattern, delle posizioni che non dimentichi quasi mai. E questo fa la differenza, specialmente andando ad alti livelli. Perché appunto l'apertura, sì, ha un vantaggio molto più limitato, ovvero se devi fare un torneo e ti prepari su un'apertura, puoi anche vincere con il libro, studiando dal libro, insomma, non ti serve neanche la tua testa. Però in generale il finale ti rimane quasi per sempre ed è una conoscenza che appunto è molto più duratura e in un certo senso più utile. Certo, certo. Quando si gioca partite di tuoi livelli, quindi maestro, maestro file, contro maestro internazionale, eccetera, eccetera, le partite solitamente che fine fanno? Cioè finiscono quasi tutte nel finale, arrivano tutte nel finale, la maggior parte.
Beh, sì, se c'è una buona preparazione teorica da parte di entrambi, sì, chiaramente si va avanti, però mi è capitato di andare subito in vantaggio dopo l'apertura, anche nell'ultimo torneo, appunto dove ho perso la partita che avevo vinto. Avevo vinto più o meno dopo un'ora, dopodiché ho dovuto pensarci perché ho fatto un sacrificio di torre e dopo aver perso la torre ho accelerato e ho fatto una svista e ho perso. Però chiaramente questa è un'eccezione, sì, di solito la partita va molto più avanti. Mm. Sì, meglio gioco inoltrato o anche finale, sì, chiaramente. Ok, ecco, quando fai un sacrificio, sei in una posizione ovviamente di iniziativa e di attacco, lo fai perché sei sicuro di aver visto tutto ciò che succede dopo o a volte è l'istinto che dice che quel sacrificio va fatto, poi qualcosa di buono succederà? E questo dipende appunto dal giocatore, da quanto media, istinto e calcolo. È chiaro che molte volte non puoi analizzarla proprio fino al matto, la variante, ti devi fidare del tuo istinto. Però sì, appunto questo credo sia proprio personale. Ho letto un libro di Gelfand, tra l'altro, che lo diceva, che questo dipende appunto dal giocatore, cioè, da quanto si fida del suo istinto o quanto si fida del suo calcolo in generale. Beh, certo, Sì, io certo. tendo a calcolare più che posso, sì. Tendo a fidarmi poco del mio istinto, in realtà, purtroppo. E anche perché diciamo che poi appunto giocatori molto forti troveranno delle risorse difensive pazzesche. Ah, sì, 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 capita. Però, ad esempio, nell'ultimo torneo che ho fatto, quando ho sacrificato la torre, il sacrificio avrei potuto farlo dopo 5 secondi. Ho controllato e alla fine, a livello pratico, in realtà ho perso tempo perché avrei potuto sacrificare e poi pensarci. Però, appunto, sì, io sono fatto così, tendo a calcolare più che posso. Però c'è gente che si fida dell'istinto e basta. Giusto, giusto, giusto. Adesso stai lavorando per salire di categoria ancora? O... Sì, sono un po' fermo da diversi anni in realtà, sono stazionario. Però sì, chiaramente si lavora e si tende sempre a salire. certo. Vediamo se- E secondo te, ecco, che cosa un gran maestro che un maestro internazionale non ha o un maestro internazionale come maestro Fili? Cioè, che cacchio si può conoscere in più che gli altri non hanno? Non hanno? In generale il calcolo tende a salire di livello andando avanti. E sì, appunto, quindi top level calcola molto meglio del 2005 e scendendo. Però, appunto, come ho detto, ci sono tanti fattori, quindi più pattern, più conoscenza in apertura e quindi riconoscere le analogie, saper fare dei collegamenti, sapere come trattare certe strutture pedonali. Ci sono tante cose, veramente tanti fattori che fanno la differenza anche di 100 punti, non solo di intervento. Certo, certo, chiaro. Valerio, io ti ringrazio per il tuo tempo che ci hai dedicato, hai risposto con grande pazienza a tutte delle domande che per te sicuramente potevano risultare anche banali. Assolutamente no, grazie a voi. Grazie mille. Ragazzi, noi ci vediamo ovviamente presto con un altro nuovo video. Ringraziamo ancora Valerio e ciao! Ciao a tutti.